I genitori si interrogano: ci sarà il ritorno a scuola? Come dovranno comportarsi gli alunni? Il Covid-19 è sempre dietro l'angolo e non bisogna abbassare la guardia. Se ne sta parlando da alcuni giorni e che vede coinvolto il Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, il quale sta mettendo a punto il testo definitivo del protocollo che parla della riapertura delle scuole a settembre. Trapelano alcune indiscrezioni, già si parla di accordi preliminari in fase di studio. Non tramonta l'ipotesi di poter utilizzare locali esterni, come ad esempio palestre, ma vediamo quali potrebbero essere i protocolli da seguire. Con la riapertura delle scuole a settembre, una cosa è certa: l'uso della mascherina sarà obbligatorio per i bambini dai 6 anni in su. L'obbligo sarà valido per tutti, alunni, docenti e personale ATA. Dalla primaria alla secondaria lo studente potrà abbassare la mascherina solamente quando il professore interrogerà, con la cattedra che dovrà essere posta ad almeno 2 metri di distanza dallo studente. I banchi dovranno trovarsi a 1 metro di distanza l'uno dall'altro. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, la mascherina è facoltativa per i bambini dai 3 ai 5 anni e non è obbligatoria. Gli ingressi saranno scaglionati per evitare gli assembramenti. Questo dipenderà dal numero degli alunni iscritti in ciascun istituto, in modo da poter monitorare nel migliore dei modi ingresso e uscita di ragazzi e bambini. Non è previsto l'uso dei guanti, ma il gel igienizzante per le mani sarà un elemento fondamentale. Per quanto riguarda le mense, le regole da osservare saranno quelle predisposte già per i ristoranti. Diversa la situazione alle superiori. Qui i ragazzi sono più grandi e quindi la possibilità di intervallare un tempo in presenza e un tempo di didattica a distanza è possibile. Quindi per loro la didattica a distanza ci sarà ancora, quantomeno nella prima parte dell'anno, nella quale le misure di distanziamento in ambienti che si presentano insufficienti o poco ampi non si prestano a poter ospitare tutti gli studenti. Tra le linee fornite, la ridefinizione dell'unità oraria, che non deve essere necessariamente di 60 minuti, in modo tale da poter garantire il tempo a scuola a tutti, fare entrare i ragazzi in maniera scaglionata durante l'arco della giornata e non tutti alle 8.